Siamo con il capitano Andreaus, grandissima partita, mostruosa direi, non solo i 26 punti ma soprattutto per quando hai dato e come il tuo contributo fondamentale per averla meglio su un Riese. È andata bene, devo essere onesto, è andata bene, ho lavorato sodo con tutto lo staff medico e penso che i risultati si siano visti. È stata forse dura all'inizio perché le gambe, sai, avevano un po' di problemi, ma dopo mi sono sciolto e ho fatto canestro, e quando fai canestro prendi fiducia, tutta la squadra l'ho sentita con me, e non solo la squadra, anche il pubblico, il gran pubblico che ci ha sostenuto oggi, e sai, con la fiducia puoi fare tutto. Bene, complimenti per la tua prestazione. Ora si fa sul serio davvero contro Oderzo per questa serie finale, che per raggiungere l'obiettivo della Serie B. Cosa ci aspetta appunto per questa finale? Ma penso che siamo dove volevamo essere, in finale sarà dura, è una squadra un po' più fisica dentro, magari non come Riese, anzi grande onore a Riese, allenati molto bene, i ragazzi di Riese hanno avuto un cuore immenso, congratulazioni a loro. Adesso pensiamo ad Erzo, un'altra partita sarà solida, un campo anche là, un campo molto caldo, e speriamo di vincere, speriamo di portare a casa il nostro obiettivo. Bocca al lupo.